Come un castello di rocce e calcare, i monti che troneggiano sulla città di Oliena sono i silenti custodi di storie antiche quanto la terra stessa. Se ti siedi in rispettoso silenzio sopra uno di quei massi che li compongono, mentre il vespro insanguina il cielo, la loro voce rauca trasportata dai venti della sera potrebbe narrarti una delle vicende di cui sono stati testimoni. Potrebbero raccontarti, per esempio, di quel pastore dal cuore guerriero e dalla fede di un santo vissuto ai tempi del nonno di tuo nonno. Egli era noto a Oliena per il suo animo puro come l'argento e per questo tutti lo amavano e apprezzavano. Tutti, eccetto uno, il signore di tutto ciò che è corrotto e perverso, l'esiliato dalla luce, il demonio. Come si sa, il diavolo ama la compagnia delle anime che conduce in tentazione, ma sebbene si fosse prodigato in 1000 subdoli inganni per intaccare lo splendore dell'anima del pastore, non gli era mai riuscito di aggiungere il suo nome nelle antiche pagine in pelle umana che conservava nel suo fumoso antro, dove, scritti in bell'ordine, sfilavano invece tutti i nomi di coloro che avevano ceduto alle sue dolci e malefiche lusinghe. Ostinato nel suo intento, come solo il re dell'infamia può essere, il demonio decise che, in una maniera o nell'altra, il pastore di Oliena doveva finire con lui, nel buio imperituro degli inferi. Attese quindi il momento più propizio. Accadde un giorno che il pastore, affidato il gregge a un leale parente, decise di recarsi sugli affilati picchi dei monti che sovrastano il paese per andare a caccia. Egli conosceva le asperità delle montagne come i calli delle sue ruvide mani industriose, ma tale conoscenza quel giorno non gli fu d'aiuto e in tante ore di cammino e appostamenti neppure un coniglio finì in punta del suo fucile. Le ombre della sera iniziavano già a strisciare fra i cespugli e il tramonto infiammava l'orizzonte, quando, stagliato contro i sanguigni raggi del sole morente, il pastore scorse una visione magnifica da lasciarlo muto. Il cervo più bello e regale che i suoi occhi avessero mai visto era spuntato da dietro un cumulo di rocce e sostava gagliardo, nero come la notte, bello quanto il frutto proibito, con le stupende corna che si innalzavano al cielo al pari delle fiere torrette di un castello. Stregato da quella visione sublime, il pastore iniziò il suo agguato e proprio quando fu sul punto di centrargli il cuore, l'animale si avvide di lui e balzò via. Animato dalla brama che lo possedeva quando in palio c'era una preda tanto bella, il pastore si gettò all'inseguimento, balzando di roccia in roccia, abile quasi quanto il cervo stesso. L'animale, di slancio in slancio, saliva più in alto, dove i cespugli e gli alberelli lasciavano spazio a roccia e neve compatta. Di colpo, sotto gli stupefatti occhi del cacciatore ansimante, il cervo dalla pelliccia nera scomparve. Sotto le sue eleganti zampe si era aperta una spaventosa voragine nera, dentro cui era precipitato. Sconvolto, l'uomo corse fino al bordo frastagliato della spaccatura e impallidì quando echi di infernali risate, rimbombando sulle nere e scabrose superfici della gola, arrivarono a lui, portando con loro spirali di soffocante fumo bollente che sapeva di zolfo. Tremando di terrore, il pastore comprese di trovarsi non sul bordo di un crepaccio normale, ma di una di quelle spaccature che, stando ai saggi, conducono agli inferi, chiamate Sasnurras. Neanche ebbe il tempo di ordinare alle proprie gambe di portarlo in salvo che il calore sprigionato dalla crepa sciolse la neve sulla quale poggiava i piedi. Come inghiottito da una bocca gigantesca, il pover'uomo precipitò giù e le sue urla folli si spensero in quell'oscurità fumosa e incandescente. Trascorsero 2 giorni, durante i quali la gente cercò il pastore disperatamente sui monti, fino a quando, seguendo la fila di orme lasciate sulla neve, un uomo raggiunse la nurra che spaccava la terra come una ferita infetta. Persuasi che il loro amico potesse essere finito sul fondo di quel crepaccio spaventoso, un gruppo di abitanti di Oliena tornarono in città e portarono numerosi cordami. Realizzata un'imbracatura, un coraggioso volontario si offrì di calarsi giù, malgrado il puzzo di zolfo emanato dalla gola. Per quanto le corde fossero lunghe, non lo erano abbastanza da far raggiungere il fondo della fossa all'uomo che aveva deciso di scendere, pertanto non ebbero altra scelta se non quella di sarlo nuovamente fuori. E quando finalmente egli fu estratto da quella nurra, scoprirono che i suoi folti capelli neri erano sbiancati, che le sue membra erano scosse da fremiti infernali e che il suo terrore era talmente intenso da farlo cadere ai loro piedi, contorcendosi come un verme attaccato all'amo. Dopo 2 giorni di altissime febbri, di convulsioni e di allucinazioni che lo inducevano a urlare come un ossesso,
L'uomo spirò. In un fugace attimo di fragile lucidità era però riuscito a rivelare il motivo di tanto sconvolgimento. Riferì che, mentre veniva calato giù in quel crepaccio orribile e scabroso, un uomo nero, altissimo, magro come uno scheletro e con 2 corna di caprone che gli innalzavano dal cranio nudo al pari di torri storte, era apparso da un balcone di rugosa roccia vulcanica. Osservandolo con occhi che baluggicavano simili a tizzoni ardenti, aveva allungato una terrificante falce verso la corda alla quale oscillava. Sogghignando, sfiorando la corda con la lama, aveva minacciato il pover'uomo di precipitarlo all'inferno, dove il suo amico già stava sperimentando ogni crudele supplizio.